L'Imoco Conegliano vince ma non stravince. Ci aveva abituato davvero male la formazione di Santarelli e averla vista in difficoltà per un paio di set contro Firenze ci ha veramente colto di sorpresa. Anzi, la vera notizia di giornata, più che la vittoria, è che la corazzata veneta ha pure perso un set in questa trasferta toscana, il secondo dell'intero campionato. Probabilmente la formazione di Santarelli è entrata in campo con la testa tra le nuvole, anche se, c'è da dirlo, nel sestetto di partenza non c'erano Silla, Egono e Volos, sostituite rispettivamente da Adams, Gichel e Gennari. Il Bisonte ha disputato una buona prima frazione in maniera ordinata, precisa, senza timori reverenziali. Quasi senza colpo ferire, la compagine di casa si è ritrovata ad essere sopra 16-9 e l'entrata in campo delle big di Conegliano non ha cambiato la musica, tanto che Firenze si è ritrovata a servire per il set sul 24-15. Lì c'è stato un colpo di coda delle venete, risalite fino a 19, prima che Van Gestel passasse in diagonale per il 25-19. Bello e combattuto il secondo parziale, il Bisonte si ritrova addirittura a servire per il set sul 24-23, Santarelli chiama time out e in un attimo l'Aimoco ribalta la situazione portandosi uno sopra prima, 24-25, e infine a festeggiare grazie ad un diagonale a tutto braccio di Egono per il 24-26. Da questo momento in avanti l'ago della bilancia finisce dalla parte della squadra di Santarelli, che si aggiudica il terzo a 19, tanto per cambiare il punto decisivo lo realizza l'Egono con una pipe stellare, e anche il quarto praticamente senza trovare resistenza, 17-25. Silla e la stessa Egono hanno indubbiamente cambiato le sorti dell'incontro, ma solamente dal terzo set in poi. Il punteggio pieno e il primo posto restano per Conegliano, ma Firenze esce dal Palamandela con la testa non alta, ma altissima. Migliore marcatrice dell'incontro Guerra con 20 punti del Bisonte Firenze, dall'altra parte ci sono Silla con 18 ed Egono con 16, ma c'è da tenere di conto il fatto che sono entrate solo a partita in corso e non hanno iniziato il match. Sicuramente non abbiamo giocato come sappiamo, ci abbiamo messo un po' ad ingranare la marcia, ad entrare insomma nella partita, nel vivo, e fortunatamente poi insomma siamo rinsavite negli ultimi 3 set, abbiamo fatto vedere comunque un gioco molto più simile al nostro ma non ancora totalmente il nostro.